credo che pochi su quelli che non mi conoscono, Renato Stival, consigliere uscente, che ha fatto una scelta di appoggiare Angelo Tallo come sindaco, perché forse Sumaga in particolare, ma tutta la comunità di Portogallo, ha bisogno di avere un sindaco che ascolta veramente, un sindaco che sia disposto a, come sta facendo in questa campagna elettorale, a raccogliere tutte quante le istanze dei cittadini per farne poi realizzare poi possibilmente le cose che i cittadini chiedono, e non scelte che vanno sul personale o su scelte di pochi. Prima Angelo ha parlato delle sponsorizzazioni, vi faccio solo un esempio. In tutti i comuni le sponsorizzazioni, pur regolamentate con una scelta del comune, del consiglio, servono per cercare di dare ai cittadini le cose che non è possibile dare attraverso i soldi che il comune dispone. L'esempio tipico è la pensilina per i bambini che aspettano l'autobus, con dietro lo sponsor di chi ha pagato quella pensilina, oppure un pezzetto di marciapiedi o di pista ciclabile che mette sempre in sicurezza i bambini che vanno a scuola. Qua si è fatta una scelta diversa che non è stata condivisa dal sottoscritto, ed è stata quella di utilizzare gli sponsor per fare pubblicità di ciò che si è fatto. Ciò che si è fatto la gente lo vede e non è forse necessario pubblicizzarlo a caratteri comitati. E forse la gente vorrebbe che i soldi venissero spesi anche per il quotidiano, per le manutenzioni, per magari, come nel nostro caso, mettere in sicurezza anche un posto che è frequentato purtroppo dalle nostre signore anziane, come diceva prima Angelo, che è anche il cimitero, dove ci sono cumuli di ghiaia in cui uno non riesce neanche a entrare, figuriamoci se ha medica. Si è scelto poi invece di usare magari i soldi delle sponsorizzazioni per appunto fare forse propaganda attraverso le opere fatte, mettendo poi nel programma cose che dovevano essere fatte già da tempo, potevano essere fatte già da tempo, ma si è scelto di non fare. E queste sono le motivazioni per cui mi hanno indotto ad appoggiare Angelo come sindaco e sicuramente portarlo a vincere questa campagna.